Professore, questo concetto di artigianato di cui si parla molto e questa volontà di recuperare forse qualcosa di cui abbiamo perso, che va reinterpretata, immaginiamo tutta. Se avessimo un gruppo di industriali o di giovani artigiani o di ragazzi che devono intraprendere il lavoro, qual è il messaggio che vogliamo dare di questo concetto di artigianalità? Di pensare all'artigianalità come una dimensione dello spirito, come una dimensione culturale. Per noi, per tutta la cultura italiana, l'artigiano è quello che lavora con le mani. E invece l'artigiano non è solo quello che lavora con le mani, l'artigiano è quello che ha un know-how di sistema, che sa collegare la mano alla testa, che sa collegare il prodotto al mercato, che sa collegare il design all'intuizione della nicchia del consumatore. L'artigiano è quello che ha un know-how di sistema, conosce il sistema fino in fondo, non è segmentato, settorializzato e non è neppure solo manuale, ha questa capacità di capire quali sono i movimenti del sistema e il modo in cui possono essere interpretati. Anche perché ha nel DNA un vantaggio direi quasi unico, che è quello di sapersi rapportare col cliente. Certo, rapportare col cliente, che naturalmente nella tradizione artigiana era quello che faceva il pezzo perché il cliente lo voleva in una certa maniera. Nell'artigianalità può essere addirittura un'artigianalità industriale, nel senso che il cliente, l'artigiano lo capisce prima e può dare un prodotto che va su più mercati, su più logiche, e non è soltanto il rapporto diretto, fammi questo e io ti faccio questo. Un flash solo sulla scuola, sempre la Danieli l'altro giorno ci raccontava che loro, questa grande azienda che produce siderurgia in tutto il mondo, hanno fatto un accordo con la scuola Malignani, che è un istituto tecnico, e questi ragazzi li prendono, fanno a loro volta una formazione anche di 2 o 3 anni per potersi garantire personale preparato. Questo quindi è un problema anche della scuola. Beh, è emblematico, non ho parlato con la Danieli, non ho sentito questa affermazione, però c'ha 2 verità profonde. Il primo è che è la scelta della dimensione intermedia, istituto tecnico, cioè la persona che fa il perito industriale, che sa fare il perito, che sa lavorare sulle cose concrete. Quindi non il laureato ma il perito tecnico. E il secondo concetto fondamentale è la formazione sul lavoro. Oggi non ci si forma dentro la scuola mi può dare una buona base, ma poi il lavoro e la formazione sul lavoro, e la formazione in azienda e la formazione sulle cose che rende la persona fruttuosa. Grazie.